Primo anzitutto la fiducia che la interessante discussione di oggi possa permetterci di fare dei passi in avanti significativi e concreti rispetto a una disputa che notoriamente non lavoro. A mio avviso questo è possibile se teniamo presente però, e quindi passando dall'astrattezza alla concretezza, del contesto socio-scientifico-politico nei suoi cambiamenti, altrimenti facciamo dei discorsi che rimangono magari condivisibili, ma dico questo perché il contesto è radicalmente nuovo e noi dobbiamo cogliere le novità. Sono tre i fattori recenti che hanno, devo dire, segnato, mutato il paradigma di riferimento. Il primo è la decisione unanime delle regioni che nell'ottobre scorso hanno espresso un netto rifiuto degli OGM, insieme alla richiesta che questo Ministero avanzasse in sede europea la clausola di salvaguardia per l'Italia. Fatto rilevante. Il secondo è la decisione del mio Ministro Romano di iniziare le procedure per attivare quella clausola di salvaguardia dopo che il suo predecessore aveva bellamente ignorato la richiesta delle regioni. Il terzo elemento è stato invocato è il voto recente a schiacciante maggioranza del Parlamento europeo che si è espressa a favore della libertà degli Stati membri di decidere se concedere o meno il permesso di coltivazione di questi. Non occorre essere Einstein per capire che questi tre elementi combinati producono un risultato rilevante. Gli OGM nasconderanno in Europa e, per quanto riguarda noi, di certo non saranno coltivati dalle altre comunità. Sono problemi. No, perfetto. L'abbiamo appena citato. Mi hanno spiegato che un argomento non puoi fare questo. Certo, il risultato di questi elementi combinati è che gli OGM non sfonderanno in Europa e che per quanto riguarda noi, di certo non saranno coltivati dalle altre comunità. Giustamente, aggiungo. Circa gli OGM, infatti, mancano prove definitive, come gli studiosi ben insegnano, in merito all'inutilità della tecnologia, a fronte della letteratura scientifica che dimostra effetti collaterali negativi, per esempio dalla diffusione di varietà di erbi infestanti resistenti ai caratteri metabologici, fino alle nuove preoccupanti informazioni sul passaggio della proteina insetticida vittina ai feti umani. Vi è noto lo studio recente dell'Università canadese pubblicato sulle riviste scientifiche. Ora, perdonate, senza polemica, ma siccome queste cose le sapete voi quanto me forse perché non le diciamo? Inoltre, in 20 anni, le multinazionali del settore, a fronte di investimenti, come sapete, colossali, sono riuscite a produrre solo 4 piante commerciali su scala mondiale. Invece resistenti, come ricordato stamattina, solo a 2 fattori sostanzialmente: insetti, latitante per esempio per i mais e gli erbicidi. Ecco perché, onorevole Ministro, per quanto riguarda le biotecnologie in campo agroalimentare è giunto il momento di scegliere. È stato detto stamattina che ciò che importa è il prodotto, non la tecnologia. Esempio, l'energia elettrica è l'energia elettrica, ma la tecnologia con cui decidiamo di produrla per Dio si importa. Abbiamo appena deciso che quella nucleare non ci va bene come referendum, che opiniamo per le forti alternative. Voglio dire, stiamo attenti perché come noto al mondo niente è neutro. Non lo è la scienza, non lo è la filosofia, non lo è l'agricoltura, eccetera, eccetera. Addirittura non lo è il concetto che afferma che niente è neutro. Quindi il prodotto è importante, ma parimenti lo è la tecnologia che consente di raggiungere. Una grande maggioranza trasversale, come è noto, del mondo agricolo, dei trasformatori, dei consumatori, della moderna distribuzione, dell'ambientalismo e via elencando, che è attiva nel Paese, in ogni regione in Parlamento, non vuole riuscire. Il dato obiettivo, se può essere
d'accordo o meno, ma è un fatto di fatto. Tuttavia, ecco la nostra, è pronta ad accettare l'applicazione delle più avanzate conoscenze di genetica. Ecco perché è ingiusta l'accusa quando si dice che gli anti-OGM sono trogloditi, antiscientifici, accecati ideologicamente. È pronta questa maggioranza trasversale ad accettare le più avanzate conoscenze di genetica, di biologia molecolare, di proteomica, di bioinformatica per la selezione di varietà migliorate, vuoi per la loro resistenza a stress biotici, quali gli attacchi di virus, batteri, insetti, oppure resistenza a stress abiotici, quali la resistenza alla siccità, alla sommersione, alla salinità, e con accresciute qualità nutrizionali. Tecniche come la MAS, io ringrazio da questo punto di vista sia il Morgante che il Cattivello, che ci hanno dato delle illustrazioni convincenti. La MAS, ma non solo la MAS, la selezione genomica, l'uso di chip DNA e altre ancora, consentono di utilizzare appunto l'agrobiodiversità per trasmettere le naturali predisposizioni di alcune varietà a quelle di interesse commerciale, appartenenti alla stessa specie o a specie sessualmente compatibili. Queste tecniche non presentano, e questo è un pregio, nessuno dei problemi di inaccettabilità degli OGM, dato che accedono a processi già esistenti in natura, come ben sappiamo, tramite la combinazione di geni all'interno della stessa specie, cosa radicalmente diversa rispetto alla transgenesi, che invece forza nel DNA, queste cose me le insegnate, no? Nel DNA ricevente diversi geni totalmente estranei rispetto al genoma caratteristico della specie e potenzialmente provenienti da qualsiasi organismo vivente. La massa è stata ricordata, vista da 20, ma forse anche da 30 anni, ed è stata negletta per via della sbornia pro-OGM. E guarda caso l'Italia è all'avanguardia nel settore. Non mettetevi a ridere, ma è stata la Fondazione dei diritti genetici a dover segnalare a taluno dei predecessori dell'attuale ministro che dentro il Ministero delle Politiche Agricole operava efficacemente in questo settore il CRA. Era cosa inutile. Allora, concludo. Si tratta a questo punto di scegliere. Si tratta di sviluppare la massa con determinazione. Quale biotecnologia utile al presente e all'agroalimentare. E io dico in alternativa all'OGM. Non lo sappiamo, no? Ma non è vero che è alternativa. Io dico che dal punto di vista socio-scientifico, politico è alternativa all'OGM. Infatti la gente l'accetta e gli altri si respingono. Dopodiché dice non la cattiveria, che gli OGM sono utili in laboratorio, attenzione, in laboratorio per individuare marcatori molecolari. Quindi noi non abbiamo più figure come vedete. Il laboratorio nel porto in campo. Il progetto strategico della Fondazione dei diritti genetici, permettete solo questo autoriferimento, che si chiama Geneticamente, è finalizzato, il ministro lo sa bene, a fare di Roma la capitale euro-mediterranea della ricerca scientifica partecipata e permette al nostro paese di svolgere un ruolo d'avanguardia in Europa e segnatamente nel rapporto con i paesi della sponda sud del Mediterraneo e il Medio Oriente del Golfo Persico, innervando i principi decisivi della strategia di Lisbona 2020. A riguardo non è il caso che la Fondazione abbia avuto l'onore di firmare nel novembre 2010 un protocollo d'intesa con 7 ministeri, in primo luogo quello delle politiche agricole, e con la stessa Presidenza del Consiglio. È in questo contesto che la MAS, unita alla ricerca scientifica partecipata, dove i legittimi portatori di interesse collettivo intervengono per contribuire con la scienza a definire natura e scopi della ricerca, non in conflitto con la scienza, in comunione di intenti con la scienza a definire natura e scopi della ricerca. In questo senso la MAS diviene, pur esistendo da 30 anni, novità operante, efficace, condivisa. Il binomio MAS ricerca scientifica partecipata è una rivoluzione. Il grande salto è evidente. Solo così infatti si può e si deve
realizzare quella ricoesione sociale e democratica derivante dal dialogo vero tra scienza e società, che la separatezza scientifica madre degli OGM ha pericolosamente segreto. E dunque, Ministro, abbiamo di fronte la possibilità di una svolta. Credo di aver capito che lei abbia la lungimiranza e il coraggio di operare, proprio perché una strada nuova si apre. E si tratta di imboccarla con prontezza. Questo è il momento, non domani, adesso, questo è il momento per costruire il futuro della sovranità alimentare e di pace del nostro popolo, di quelli euro-mediterranei e dei popoli della terra.